Diventerà bellissima. La settimana scorsa ha riunito i suoi vertici eleggendo i suoi rappresentanti e lei è stato confermato responsabile coordinatore della provincia di Agrigento di Diventerà bellissima. Sì, ci stiamo cercando di radicare sempre di più all'interno del territorio di Agrigento, stiamo nominando i coordinatori cittadini in vari comuni e la volontà è quella di dare la possibilità a chi si vuole spendere e fare politica con la P maiuscola di avere la possibilità di poter dire la propria. Ecco, quale sarà, diciamo, l'indirizzo che avete in prossimità delle tante problematiche agrigentine, tra cui anche la scelta del candidato a sindaco? Le idee sono semplici: proporre una proposta di progetto politico condiviso dalla cittadinanza è condivisibile, bisogna essere onesti con i cittadini, di dire realmente ciò che si può fare, ciò che si vuole fare, senza creare alcun libro delle favole. Noi abbiamo sempre lavorato in questo modo, cercando di proporre e di dire la nostra lì dove la città ha più di bisogno. In relazione alle elezioni politiche, l'idea comune, come già sostenuto, l'idea della quale si è fatta portatrice l'onorevole Savarino, è quella di cercare una coesione di tutto il centrodestra in vista di queste prossime elezioni comunali. Quindi la volontà di tutti gli esponenti politici della provincia che fanno riferimento a capo al centrodestra è quello di andare compatti alle elezioni. Ecco, si è fatta il nome di Zambuto? Visa da tutti i soggetti, quindi abbandonando paternità in relazione a eventuali spinte in avanti. È logico che si discuterà, come già si è fatto la settimana scorsa, cercando di dire la propria nel rispetto delle idee altrui, anche laddove non dovessero essere condivisibili, e di cercare di fare fronte comune in relazione a queste prossime elezioni. Ecco, però un lancio è stato fatto da parte anche dell'onorevole Savarino di una unità del centrodestra. Diciamo che l'onorevole Savarino si è fatta portatrice di questo interesse comune, che è quello di un centrodestra unito, un appello al quale tutti hanno risposto favorevolmente. Uniti si può fare tanto e si può essere decisivi in relazione a queste elezioni. All'interno di questa operazione l'onorevole Savarino e il gruppo Diventerà bellissima, che fa capo al presidente Musumeci, avrà un ruolo di coesione, quindi si farà portatrice di questa idea.